Buongiorno a tutti, sono Massimo Rocco, sono responsabile di sistemi informatici di Enel Veneto e da un po' di anni a questa parte, sapete che Enel Veneto è un ente di formazione professionale e quindi tra tutti i nostri corsi abbiamo anche l'area giovani, quindi con ragazzi che dopo le medie fanno da noi 3, 4, 5 anni e quindi con loro diciamo, sono responsabile anche di tutta la parte che riguarda l'argomento del cyberbullismo, quindi ogni anno io faccio incontri con i ragazzi di prima su queste tematiche. Faccio parte anche dell'associazione Soprusi Stop di Padova che si occupa appunto di cyberbullismo e utilizzo della rete. Questi tipi di incontri di solito li facciamo anche nelle scuole e soprattutto con i genitori. Adesso non ho purtroppo idea chiara di chi si sia collegato e che tipologia di persone ho davanti, quindi non so se siete genitori, se siete insegnanti, se siete studenti, quindi cercheremo un attimo di fare una cosa in generale, parleremo di cyberbullismo, ma parleremo anche di tutto ciò che ruota attorno all'utilizzo della rete, soprattutto per quanto riguardano tutti i pericoli che si nascondono dietro l'utilizzo di internet. Io partirei con farvi vedere un video che è diciamo, è uno spot contro il cyberbullismo, dove viene ripresa la storia di Carolina Picchio. Carolina Picchio nasce, cioè muore il 5 gennaio del 2013 a 14 anni a seguito di un episodio di cyberbullismo che l'ha vista coinvolta. E dopo vi spiegherò perché la storia di Carolina Picchio è importante. Il video che vi faccio vedere, noi lo facciamo vedere ai ragazzi e ogni volta che i ragazzi lo vedono rimangono un attimo colpiti, soprattutto per il fatto che la storia di Carolina è una storia che può accadere in qualsiasi momento a qualsiasi persona. Silenzio, silenzio ai posti. Buongiorno. Come qualcuno di voi avrà già notato, oggi in classe abbiamo una novità. Una nuova compagna. Ma lasciamo che sia lei a presentarsi direttamente. Ciao, io sono Stefania, vengo da Varese, ho 14 anni e che dire, mi piace la musica, lo sport e credo molto nell'amicizia. Per questo non sopporto quando le persone tradiscono la mia fiducia. Me ne sono andata da Varese proprio perché persone che credevo mie amiche mi hanno tradita. È successo tutto ad una festa di compleanno. Una festa normale, quella a cui andiamo tutti. Insomma, chi non ha mai bevuto un po' di più in assenza di genitori? Beh, io quella sera ho bevuto un po' troppo. Ho vomitato in bagno e sono svenuta. A questo punto alcuni ragazzi che erano alla festa, al posto di chiamare mio padre e farmi venire a prendere, hanno fatto una cosa orribile. Hanno fatto finta di avere un rapporto sessuale con me mentre ero incosciente. E non si sono limitati a questo. Hanno ripreso il tutto con un cellulare. La mattina seguente io non ricordavo nulla, ma è bastato riaccendere il cellulare per ripiombare nella realtà. In sole 24 ore ho ricevuto 2000 messaggi di insulti. Mi hanno derisa, mi hanno presa in giro, mi hanno dato della puttana. Come si può essere così cattivi? Ero soffocata dalla vergogna, non riuscivo a respirare. Volevo stare in camera mia da sola, non vedere nessuno. Le parole fanno più male delle botte. Ed è questo quello che ho scritto su un bigliettino alle 3 di notte del 2 aprile del 2014. La notte in cui ho scritto ti amo per la prima e l'ultima volta a mio papà. La notte in cui ho detto addio a Varese, a tutte le persone che credevo mie amiche e a quelle poche che lo sono state davvero. Quella notte io ho aperto la finestra della mia camera e mi sono lanciata giù, facendola finita per sempre.
Se non fossi morta, oggi sarei una vostra compagna di classe. E non potete capire quello che vi siete persi. Allora, storia di Carolina Picchio, fondamentale nella panoramica del cyberbullismo in Italia, perché l'insegnante di Carolina delle medie era la senatrice Ferrara, colei che nel momento in cui è venuta a sapere della morte di Carolina si è impegnata affinché il Parlamento italiano approvasse una legge che in qualche modo contrastasse il fenomeno del cyberbullismo. Carolina è morta nel 2013, la legge è stata firmata il 29 maggio del 2017 e prende il nome di legge 71. In questi 4 anni in Parlamento ci sono state tantissime discussioni sulla presentazione di questa legge, è stata cambiata tantissime volte, sono state anche portate numerose critiche a questa legge, perché inizialmente doveva in qualche modo coinvolgere tutte le persone indipendentemente dall'età, poi in realtà è andata a finire che è una legge che protegge le fasce più deboli e quindi dovrebbe in qualche modo proteggere le fasce di ragazzi e di ragazze minorenni. Non è una legge punitiva, ma è una legge che ha in qualche modo definito che cos'è il cyberbullismo e quali sono le azioni che si devono mettere in campo affinché si possa contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Se vedete nella slide, per cyberbullismo si intendono tantissime cose. Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, quindi attraverso tutti i dispositivi che di fatto sono collegati al mondo di Internet, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. Vi dicevo prima che la legge 71 non è una legge che prevede condanne a livello di codice penale e neanche a livello di codice civile, perché di fatto comunque quando si commette un reato di questi che sono stati contemplati nella definizione della legge 71, comunque esiste un articolo del codice penale che lo prevede. E se non c'è nel codice penale, c'è nel codice civile. Quindi di fatto volutamente non è stata creata una legge, non è stato volutamente inserito un articolo del codice penale in più, perché comunque la legge da questo punto di vista era già completa. Quindi la legge 71 di fatto quali sono le azioni che mette in campo? Sono queste, quindi non prevede sanzioni penali, quindi non esiste il reato di cyberbullismo, ma per determinati reati si fa riferimento al codice penale e la legge sulla privacy. È una legge a carattere preventivo e la cosa fondamentale è che per la prima volta è una legge che coinvolge tutti gli attori preposti alla prevenzione. Quindi mette in gioco le forze della scuola, le forze dei genitori e le forze della società. In che modo? Per esempio, in questi 3 anni le scuole si sono dovute, tra virgolette, attrezzare affinché ci fosse tutto un insieme di azioni per contrastare il cyberbullismo. Quindi sono stati definiti i referenti del cyberbullismo, quindi delle persone di riferimento per i ragazzi a 360 gradi. Sono stati messi in campo regolamenti all'interno della scuola, sono stati messi in campo tutta una serie di incontri per favorire il contrasto al cyberbullismo.
È stato introdotto l'ammonimento del questore, quindi magari lo vediamo un po' meglio dopo. È possibile che il questore faccia un ammonimento verso quei minori che si sono in qualche modo macchiati, diciamo, di un reato legato al cyberbullismo. E soprattutto definisce per la prima volta a livello di legge il fenomeno del cyberbullismo e permette per la prima volta la richiesta di rimozioni di contenuti non appropriati ai gestori dei servizi web con l'obbligo della rimozione. Questo è un aspetto molto importante perché dà la possibilità a un minorenne, anche senza il consenso dei genitori, la cosa importante è che abbia almeno 14 anni, può richiedere al titolare del sito o comunque del social la rimozione di tutti quei contenuti che trova sul proprio conto che lo stanno mettendo in difficoltà. Nel caso in cui il titolare del sito, il titolare del social non risponda entro 24 ore, si può richiedere l'intervento del garante della privacy, il quale è lui che si muove nei confronti del titolare del social o del sito affinché la rimozione avvenga. C'è una cosa da precisare e penso che è un pensiero che in questo momento forse state facendo un po' tutti. Non è semplice questa cosa qui, non è semplice perché funziona solamente in tutti quei siti dove c'è un'attenzione da questo punto di vista. Un'attenzione perché andare a dire per esempio che su Instagram esiste il cyberbullismo è un danno economico per Instagram. Dire che su Facebook c'è del cyberbullismo è un danno enorme per Facebook, perché sono tutti social che sapete benissimo che sono quotati in borsa e quindi un ritorno negativo di questo tipo per i titolari di questi social non è ammissibile. Quindi sicuramente faranno di tutto affinché questo non avvenga. Ma purtroppo ci sono tantissimi altri social, generalmente appartengono a quella categoria di social che sono anonimi. Sto pensando per esempio a Snapchat piuttosto che a Viscrash, piuttosto che ad Ask, dove questo viene meno, non c'è questa attenzione. Quindi l'importanza anche di insegnare ai nostri ragazzi o per primi noi che certi social sono da evitare, perché lì nel momento in cui dovesse succedere qualcosa che lede la nostra personalità, la nostra reputazione, eccetera, eccetera, diventa molto difficile contrastarla. Non parliamo poi di WhatsApp. WhatsApp sta prendendo tantissimo a livello di social, non è solo un servizio di messaggistica. Con WhatsApp è possibile fare i gruppi, con WhatsApp è possibile inviare audio, è possibile inviare immagini, filmati, eccetera, eccetera. Quindi anche WhatsApp sta diventando un ambiente dove il fenomeno del cyberbullismo comincia a essere molto pesante, soprattutto perché c'è la possibilità di creare dei gruppi con tantissime persone e quindi la condivisione diventa una cosa molto facile da realizzare. Dopo magari vi porterò alcuni esempi che ho dovuto affrontare anche in una scuola qui del Vicentino, dove nei gruppi di WhatsApp di ragazzi di seconda e terza media giravano contenuti pedopornografici. Quindi capite che un ambiente così è anche difficile poi da controllare, perché sono gruppi generalmente privati. In questa slide, qui adesso volevo andare un po' veloce perché altrimenti non abbiamo tempo di vedere tutto il resto, si può notare come i minori siano coinvolti a livello di reati da codice penale, su dei reati che molte volte si pensa che siano lontani da ragazzini minorenni. Lo stalking, per esempio, sono stati sto parlando del 2018, fonti polizia postale, 8 casi con una denuncia, la diffamazione online, 42 casi e 11 denunce, così come le ingiurie, il furto di identità digitale, così come, e questo è un fenomeno che sta diventando molto preoccupante, la diffusione di materiale pedopornografico, noto anche come il fenomeno del sexting.
Un'altra cosa interessante in questa slide sono queste percentuali. L'82% degli adolescenti minorenni ritiene, per esempio, che non sia grave insultare sui social, così come l'86% ritiene che non sia grave l'aggressione verbale, oppure che non sia grave pubblicare immagini senza l'autorizzazione. Qui c'è una violazione della legge sulla privacy, per esempio. O come il 70% ritiene che la vittima non avrà conseguenze degli attacchi. Questo ultimo punto è una delle caratteristiche del cyberbullismo, perché manca di fatto il vedere la vittima. E questa è una cosa che lo differenzia tantissimo dal fenomeno del bullismo. Nel bullismo il bullo vede le reazioni della vittima, vede che ci sta male, vede che sta piangendo, vede che si sta creando una situazione pesante verso questa persona. Nel cyberbullismo questo non c'è più, perché c'è un distacco verso la persona. Siamo dietro a uno schermo, siamo dietro una tastiera, non vedo le reazioni della persona e siccome non le vedo posso anche percepire il fatto che magari sono ancora stato troppo buono nei suoi confronti, quindi rincaro ancora di più la dose. Senza contare l'altra differenza tra il bullismo e il cyberbullismo è lo spazio e il tempo. Lo spazio nel bullismo è limitato. La vittima di bullismo soffre nel momento in cui si trova nell'ambiente in cui l'episodio di bullismo lo sta coinvolgendo. La scuola, lo spogliatoio, la piazza, l'autobus, il pullman, eccetera. Con il cyberbullismo invece non esiste questo spazio, perché internet non ha confini, così come il tempo. Se sono vittima di bullismo a scuola, sarò a rischio dalle 8 all'1. Dopo vado a casa, ho la possibilità di farmi una vita tranquilla e serena, magari con i miei amici. In internet non è così, sui social non è così. Siamo 24 ore su 24 possibili di attacco. Un altro concetto da tener conto è l'imputabilità dei soggetti. Si pensa anche qua, il concetto che hanno molte volte i ragazzi è ma io sono minorenne e non mi succede niente. Questo non è vero, perché fino ai 14 anni è vero che gli adolescenti, cioè i minorenni non sono imputabili, però comunque l'adolescente può essere segnalato come soggetto pericoloso, quindi si innescano tutta una serie di azioni fatte per esempio anche dai servizi sociali o quant'altro affinché avvenga il recupero della persona che ha meno di 14 anni che ha commesso un reato anche di tipo penale. Dai 14 ai 18 anni invece si può essere imputabili, la decisione spetta sempre al giudice dei minori. Dai 18 anni in su invece si è sempre imputabili. Diverso invece è l'aspetto non da codice penale ma da codice civile, perché il codice civile non fa distinzione rispetto all'età. Quindi se anche un minorenne di 14 anni commette un reato previsto dal codice civile, comunque ne risponde. Naturalmente chi ne risponde è quasi sempre la famiglia. La famiglia che in queste situazioni qua può anche essere accusata di colpa in educando. Quindi il giudice può decidere che comunque la famiglia non ha apportato un'educazione sufficiente affinché il proprio figlio non commettesse quel tipo di reato. Quindi c'è un'implicazione da parte della scuola nel vigilando e da parte della famiglia nell'educando. Qui scorro veloce, questa è la normativa, quindi sono tutti articoli del codice penale, quindi insulti, offese, diffamazione, creazione di profili falsi, entrare nell'account di qualcuno, pubblicare su un social network foto sessualmente esplicite, violazione della privacy, così come scattare foto dei propri compagni di scuola e pubblicarli senza permesso, l'articolo 615 bis, minacce, poi andiamo sui delitti contro la persona, quindi questo è più che altro, diciamo, nel caso di percorse e lesioni, nel caso del bullismo, violenza privata, istigazione al suicidio, violenza, questo può essere nell'ambito di internet, mentre la violenza sessuale naturalmente è nel mondo reale. Delitti contro il patrimonio, quindi furto, rapina e estorsione, sempre legati al mondo del bullismo. Vediamo adesso, vista velocemente diciamo, la parte, tra virgolette, giuridica, quali possono essere i pericoli che si nascondono dietro internet.
Pericoli possono essere questi: il cyberbullismo, l'abbiamo appena visto, abbiamo la pornografia, abbiamo il fatto che la rete risponde ai miei bisogni, il sexting e il revenge porn, il mondo dei giochi, dei videogiochi e l'esposizione online. Non ultimo, le chat, soprattutto se le chat poi vengono fatte con persone che non si conoscono nella vita reale. I rischi della pornografia. Questo è un argomento che nei nostri incontri con i genitori, ma anche con i ragazzi, affrontiamo, naturalmente in maniera completamente diversa, perché la pornografia purtroppo diventa un elemento di rischio nella vita di tutti, non solo degli adolescenti, ma anche degli adulti. Questo perché, per questi motivi, sicuramente non si va all'inferno, sicuramente no, non si diventa ciechi. Queste sono due battute che mi riportano un po' ai miei tempi, però il rischio qual è? Che possa creare dipendenza, e la dipendenza da pornografia esiste, così come l'altro pericolo, e questa è una cosa da non sottovalutare, che genera un'idea artefatta della sessualità e di quelle che possono essere le relazioni tra persone, non solo a livello sessuale, ma anche a livello affettivo. Quindi su questo va fatto un ragionamento con i ragazzi, va fatto un ragionamento tra adulti, perché uno dei rischi è proprio questo. Non ultimo, la mancanza di rispetto verso il genere femminile, perché nei siti pornografici c'è una costante mancanza di rispetto verso il genere femminile. Se io, quanto è accessibile la pornografia ai ragazzi o quanto è accessibile la pornografia in generale, tantissimo. Non esistono filtri, non esiste modalità, a meno che non si usino i cosiddetti parental control, non si mettano in atto nei computer dei filtri o non si cambino determinate impostazioni, soprattutto per quello che è chiamato il DNS. Dopo alla fine magari vi faccio un esempio. Il mondo della pornografia è alla portata di tutti. Se osservate, scrivendo una parolaccia, ci sono 14 milioni di risultati. Questo dà l'idea della portata del mondo della pornografia. La rete risponde ai miei bisogni. Questo era l'altro punto di pericolo. Allora, io sono stato diverse volte a fare degli incontri con la polizia postale e circa 2 anni fa, mi ricordo, polizia postale di Venezia, che era venuta a Padova a fare un incontro, e eravamo un po', diciamo, operatori a 360 gradi, quindi c'era un po' di tutto, quindi molte figure, quindi figure giuridiche come figure di psicologi, insegnanti, eccetera, hanno messo in rilevanza il problema dell'anoressia e della bulimia. Nel senso che purtroppo esistono tantissimi siti dove viene esaltata l'anoressia e la bulimia. Perché il titolo è "La rete risponde ai miei bisogni", perché molte volte abbiamo dei bisogni. Gli adolescenti hanno bisogno di vedersi in maniera diversa, hanno bisogno di cambiare qualcosa del loro aspetto fisico, hanno bisogno di provare delle emozioni nuove. E dove le cercano? Le cercano in internet, purtroppo. Purtroppo perché internet è una risorsa grandissima. Nessuno dirà mai che internet è negativo, però purtroppo in internet ci sono tantissimi aspetti che non sono positivi, ci sono tantissimi argomenti che magari a una certa età si percepiscono in una maniera diversa rispetto a quanto possa fare un adulto, e quindi la possibilità che ci siano dei ragazzi che in quel momento hanno bisogno di cambiare possono finire in gruppi sbagliati. Se state leggendo i due screenshot, vi rendete conto che questo è un fenomeno abbastanza diffuso, no? Sono nuova qui, ho bisogno di aiuto, devo dimagrire,
non mi piace, non mi piaccio, voglio riconquistare il mio ex, eccetera, eccetera. E quindi questo bisogno di cambiare lo mettiamo in piazza in internet, e internet sicuramente ci dà delle risposte, ma le risposte, come dicevo prima, sono sbagliate. Questi per esempio sono i 10 comandamenti che sono stati tratti da un sito pro anoressia. Leggeteli e vi rendete conto della pericolosità della cosa, perché se una ragazzina di 13-14 anni entra in questi gruppi difficilmente ne esce fuori, perché c'è anche una dipendenza psicologica molto forte, e quindi il rischio è che poi queste persone possano in qualche modo o arrivare a situazioni di morte, o possono arrivare a situazioni in cui devono essere ricoverate negli ospedali, perché di fatto sono a rischio vita. Se io scrivo in internet, faccio una ricerca, scrivo Proana, come prima, no? Con l'altra parola, ottengo 21 milioni e mezzo di risultati. Gli adulti su questo ci giocano. Persone malate, perché sono persone malate, approfittano di questo bisogno degli adolescenti o di persone che comunque possono anche non essere adolescenti, per esercitare il proprio potere. Questa per esempio è una risposta trovata su un sito dove si parlava, appunto, cioè un sito pro anoressia, e se leggete, no, sono un maestro di anemia, ho 35 anni, sto cercando un allievo obbediente da trasformare nella mia perfetta compagna in Ana. Se sei pronta a tutto, in primis la completa dipendenza, accetti i 10 comandamenti di Ana e Mia, e vuoi appartenere mente e corpo ad un padrone severo e capace, contattami, io ti porterò ad essere perfetta nel credo di Ana. Quindi questo è un altro pericolo che si nasconde in internet. Fenomeno del sexting. Che cos'è il sexting? Allora, il sexting è l'unione di due parole. È un termine che è stato coniato da una rivista australiana parecchi anni fa, dove per la prima volta si sono verificati, almeno in maniera così eclatante, episodi di questo tipo. Quindi è l'unione di due parole, sesso e testo. Quindi di fatto il sexting è l'invio di foto a sfondo sessuale, quindi si parla di questa tipologia di foto, fatte attraverso il mondo di internet, quindi attraverso tutti quei dispositivi che permettono questo invio. Il problema qual è? Il problema è, innanzitutto, dobbiamo fare una distinzione dall'età, nel senso che maggiori di 18 anni, minori di 18 anni. Nel caso dei maggiori di 18 anni, la legge italiana non prevede il reato di sexting, anche se si stanno avvicinando a livello di legislazione a creare una legge di questo tipo. Un passo molto avanti è stato fatto con la legge del codice rosso, non so se l'avete sentita ultimamente, dove sono alcuni articoli che vanno a proteggere questo tipo di sfera, diciamo, soprattutto nei confronti delle donne. Però la legge di fatto dice: siete maggiorenni, siete adulti, io non vi posso vietare di fare sexting. Vi ritengo consapevoli delle vostre azioni, adulti, e quindi non posso vietarvelo. Quando è che la legge interviene in questa situazione? Interviene nel momento in cui c'è la violazione della privacy dell'altra persona, o c'è un'azione da parte di uno dei due che rientra nel codice rosso. Quindi di fatto significa, a un certo punto, uno dei due condivide il materiale a sfondo sessuale che ha a propria disposizione per recare un danno a una persona. Nel caso dei minorenni, invece, la legge dice: no, io minorenne ti devo proteggere, e quindi questa cosa qui non ti permetto di farla. Perché sei minorenne, a parte che sapete che nell'ambito delle fasce dei minorenni non si è minorenni tutto allo stesso modo, nel senso che meno di 14 anni di discorso, da 14 ai 16 un altro ancora, dai 16 ai 18 è un'altra fascia di età di minorenni. Comunque la legge parla molto chiaro: sei minorenne, questa cosa non ti è permesso. Nel caso in cui tu lo faccia, tu sia vittima di questo
si parla di reato di distribuzione di materiale pedopornografico. Quindi da questo punto di vista qua, siccome appunto non esiste una legge che regolamenta il sexting, la legge applica l'articolo 600 del codice penale, che è un articolo molto pesante. Perché? Perché è l'articolo che regolamenta il mondo della pedopornografia. È chiaro che quando i giudici si trovano di fronte dei casi dove ci sono episodi di sexting con adolescenti, con minorenni, si fa sempre molta fatica a applicare questo articolo, perché è come sparare una cannonata addosso a un usignolo, ok? Nel senso che è talmente pesante l'articolo 600 e le condanne sono talmente pesanti che molte volte risultano spropositate rispetto al fatto che magari un ragazzino ha chiesto alla propria ragazzina l'invio di una foto a sfondo sessuale, che poi magari l'ha condivisa in maniera del tutto senza pensare ai danni che potesse fare. Però di fatto questa è la legge e questo è l'articolo che ci si trova ad applicare. Perché si fa sexting? E questa è una cosa da capire molto bene, perché purtroppo, io dicevo prima, io lavoro nella scuola, parlo con i ragazzi e io vi assicuro che questi motivi li ho visti tutti, ma non perché sono stato sfortunato, perché di fatto è così. Cioè, purtroppo la situazione nel mondo degli adolescenti è questa. Si fa sexting perché si ricercano delle attenzioni, perché si vuole provocare il compagno di classe, la compagna di classe o il gruppo di amici, oppure perché per la cosiddetta prova d'amore, no? Molte volte questo è uno dei casi forse più facile che si verifichi, ed è la cosiddetta prova d'amore, nel senso che no, se mi ami veramente dimostramelo, e per dimostrarmelo fai una foto a sfondo sessuale e me la mandi. Dall'altra parte non ci si vede niente di male, perché comunque sei il mio ragazzo, perché comunque sei la mia ragazza, sei la persona più importante in questo momento della mia vita, quindi si gioca molto sull'emozione, e quindi questa cosa qui diventa anche facile farla, senza pensare quali possono essere poi le conseguenze rispetto a un gesto di questo tipo, perché finché le cose vanno tutto bene non c'è nessun problema. Nel momento in cui ci dovesse essere qualcosa che va male, la relazione si interrompe, magari c'è un tradimento, magari c'è una qualsiasi altra situazione, la vendetta è dietro l'angolo da questo punto di vista, e quindi è facile condividere delle cose che dovevano rimanere in qualche modo private, nell'ambito della sfera privata. Non ultimo, gioco moda. Siccome lo fanno tutti, perché no? Quindi si perde un po' la consapevolezza del gesto, si perde un po' il pensiero di che cosa ci sta dietro, e ci si lascia appunto trascinare dall'emozione da questo punto di vista. I destinatari, io non sono molto amante delle percentuali, perché le percentuali cambiano sempre, ma comunque questa fotografia qua vi dà l'idea che non sempre i fidanzati o i conoscenti sono i destinatari di questo tipo di foto, ma lo sono gli amici, così come lo sono gli estranei. Gli estranei come arrivano ad avere queste foto? Semplicemente o dietro profili falsi nei social o attraverso le chat. È sempre tutto molto semplice. A me piace sempre portare questo esempio, no? Se io ormai ho 56 anni, quindi voglio dire, non sono certo un adolescente, non sono certo un nativo digitale, no? E ai ragazzi porto sempre questo esempio: se io avessi voluto fare alla vostra età del sexting, cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto prendere una macchinetta fotografica, all'epoca c'erano i rullini, avrei dovuto mettere dentro il rullino, avrei dovuto fare le foto, avrei dovuto portarle dal fotografo a svilupparle, perché non erano fotografie digitali, avrei dovuto aspettare qualche giorno, sarei dovuto andare a prendere le foto, magari con i sorrisini e i commenti del fotografo che vede, no, certi contenuti, avrei dovuto prendere la mia bicicletta e portare le foto alla mia ragazza.
sperando che comunque aprisse la porta a lei e non sua madre, perché sennò sarebbe aumentato ancora di più l'imbarazzo. In questo esempio che porto, qual è la particolarità? La particolarità è che passa del tempo nel fare le foto, passa del tempo nel doverle pubblicare, nel prenderle, nel portarle, e il tempo magari porta il pensiero di dire sto facendo una cosa sbagliata. Oggi questo tempo qui non c'è più, è azzerato. Se io prendo la fotocamera di WhatsApp, ci metto un secondo a fare la foto e ci metto un secondo a inviarla. In quel secondo io, se mi lascio trasportare dall'emozione, perdo la ragione di quello che sto facendo e quindi non capisco quali possono essere le conseguenze del mio gesto. Perché poi la condivisione sta dietro l'angolo, il ricatto sta dietro l'angolo. Gli aspetti caratteristici del sexting sono questi. Fiducia, mi fido di te perché sei la persona che in questo momento è più importante della mia vita, no? Sei il mio ragazzo, sei la mia ragazza, sei mia moglie, sei mio marito, eccetera, eccetera, eccetera. La pervasività, quindi la facilità con cui, ve lo dicevo prima, no? Si possono realizzare queste foto e si possono condividere queste foto, così come la persistenza. Quando si pubblica qualcosa, ma questo vale anche per un post, vale per una foto su un social, per un commento, per qualsiasi cosa, questo rimane per sempre. Io posso anche chiedere, per cortesia, elimina il post, elimina la foto, non divulgarla, fammi sapere chi ce l'ha, ma la verità non la saprò mai. Si fa presto a fare uno screenshot, si fa presto a fare una condivisione, si fa presto a salvare qualcosa sul proprio computer. Non ultimo, la non consapevolezza che si sta scambiando innanzitutto il materiale pedopornografico, che poi può finire anche nelle mani sbagliate. Dal punto di vista penale, vi dicevo prima, il reato di pornografia minorile, l'articolo 600, se osservate velocemente quali possono essere le implicazioni dal punto di vista penale, possono essere condanne penali molto pesanti, sia in termini di risarcimento danni, ma anche di anni di reclusione. Naturalmente, ripeto, qui siamo nell'ambito di reati molto pesanti, che sono appunto la pedopornografia, che si distacca un attimo da quello che può essere il fenomeno del sexting, però comunque ad oggi ricade qui dentro. Molte volte no, la discussione è ma io ricevo la foto ma non la divulgherò mai, me la tengo io. Ecco, per legge anche la detenzione di materiale di questo tipo è punibile, quindi è punibile l'invio, è punibile la detenzione, così come è punibile la condivisione, la distribuzione del materiale. Le possibili conseguenze dirette sono queste, quindi estorsione, lo stalking, revenge porn e il cyberbullismo. Diciamo che il cyberbullismo, tutto sommato, per la definizione che è stata data dalla legge 71, ingloba tutto, nel senso che è qualsiasi cosa che porti a un disagio della persona, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico. E le conseguenze possono essere queste, quindi paura, frustrazione, ho paura di andare a scuola, ho paura di incontrare qualcuno che possa dire ho visto la tua foto, ho visto il tuo video, nascono problemi scolastici, problemi familiari in famiglia, si è chiusi, può esserci la depressione, così come il suicidio. Penso che se ogni tanto, penso che quando ascoltate anche o leggete giornali, ascoltate i telegiornali, molte volte si sente suicidio di persone anche adulte che sono arrivate a quel gesto perché non ne potevano più. Se volete, la legge del codice rosso nasce anche da un'altra storia tristissima, che è quella di Tiziana Cantone, dove ha chiesto il diritto all'oblio per essere dimenticata, perché il suo nome non venisse più associato a una serie di video che erano stati fatti. E questa volta, tra le altre cose, erano anche video consapevoli, nel senso che lei sapeva di aver fatto quel video, ma non pensava che qualcuno del gruppo lo potesse condividere.
Altra cosa interessante di internet è che nella fattispecie di questo argomento la rete insegna a fare sexting, quindi non possiamo neanche condannare le persone, no? Molte volte i ragazzi mi dicono: ah, vabbè, ma lo fanno tutti, gli adulti lo fanno, allora perché non possiamo farlo noi? È vero questa cosa? Cioè, se noi non diamo un altro tipo di insegnamento ai ragazzi, non li mettiamo in guardia, non parliamo con loro rispetto a certe cose, come vi dicevo prima nell'ambito dell'anoressia, no? La rete risponde a un mio bisogno, ho bisogno di sapere qualcosa, ho bisogno di capire qualcosa di un argomento, non lo chiedo più ai miei genitori, non mi confronto più con un adulto, non mi confronto più con un amico, ma chiedo ad internet. Sicuramente è la cosa più semplice da fare. E se io scrivo sexting esempi, ho 6.700 risultati solo perché l'ho scritto in italiano, ma se leggete in tutti questi siti, e se guardate sotto la provenienza sono siti tipo Yahoo, che donna, un sito di tecnologia attualissimo, eccetera, 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 il decalogo per fare buon sexting, istruzioni per l'uso, le 5 regole d'oro del sexting, non riesco a fare sexting con il mio ragazzo, aiuto, stuzzica la sua fantasia. Quindi sembra che sia una cosa che si debba fare. Anzi, la rete mi insegna anche a farlo bene, mi danno dei consigli per farlo bene, perché io mi incazzo quando vedo queste cose, scusate il termine, ma mi è sfuggito. Mi arrabbio perché conoscendo il fenomeno, conoscendo tutte le implicazioni che ci sono, ma non solo a carattere penale, anche proprio di distruzione della persona, perché io la mia reputazione l'ho persa, la mia vita è cambiata, la mia vita cambia ogni giorno, con tutte le cose che abbiamo visto prima. Non c'è nessuno che mi stia dicendo attenzione, è un reato penale, attenzione, avrai dei seri, no, guai a livello psicologico, a livello fisico, perché questa cosa ti devasta. E quindi internet è bellissimo. Internet, no, io quando penso a internet mi viene in mente sinonimo di libertà, sinonimo di democrazia. Provate a pensare, nei paesi dove non c'è democrazia, non c'è libertà, internet non esiste, oppure è controllato, proprio perché internet di per sé è sinonimo di libertà, ma la libertà non significa l'assenza di regole, non significa l'assenza di educazione rispetto a certe tematiche. E qua gli adulti, ripeto, mi dispiace non capire chi ho di fronte oggi, ma il nostro compito è quello di educare i nostri figli, i nostri allievi, i nostri amici a questo, al fatto che comunque delle regole ci devono essere e vanno rispettate, sempre e comunque, perché al di là di quello che può implicare un reato penale, provate anche a pensare alla semplice diffamazione, dietro comunque si fa del male ad una persona, cioè una persona che ci sta male, anche per leggere un commento negativo a un post che ho fatto. Ma siccome non ci costa niente farlo, no? Perché tanto siamo dietro una tastiera, siamo presi comunque da dover rispondere, da dover dire comunque la nostra, scriviamo senza pensare quali possono essere le implicazioni da questo punto di vista. Giochi, videogiochi. Beh, ho messo Fortnite perché è quello che è più sulla bocca di tutti in questo periodo, no? La dipendenza dai videogiochi è una cosa molto forte, perché c'è una dipendenza proprio a livello, diciamo, no, di fisico, quindi genera dopamina, quindi la dopamina crea dipendenza. Dietro i videogiochi, purtroppo, ci sono molte volte dei profili falsi nelle chat, quindi così come Fortnite, ma altri giochi hanno una chat, e la chat dei videogiochi diventa il luogo preferito per il mondo della pedopornografia. Quindi anche nel caso di Fortnite, adesso per chi conosce il gioco, ci possono essere, no, si possono acquistare, diciamo, delle evoluzioni dei personaggi, le evoluzioni costano, ci può essere qualcuno che me le offre,
ma me le offre una volta, due, tre, dopodiché si diventa amici. Nel momento in cui si diventa amici ci si confidano le cose, ti faccio sentire importante, ti ascolto, eccetera, 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 per poi arrivare a quello che può essere un abuso sessuale. Non è naturalmente il 100%, le percentuali sono, se volete, anche molto basse rispetto al pericolo, però c'è questo pericolo, bisogna stare attenti, bisogna mettere in guardia le persone, che dietro una chat ci possono essere delle persone che noi non conosciamo e non sappiamo che intenzioni abbiano. Altrimenti rischiamo che ci sia anche una sola persona che rimane vittima di questo. Le truffe online. Altra cosa, giochi dove si può rischiare la vita, o comunque dove ci possono essere delle emulazioni o situazioni estreme. Se voi navigate in internet, ho messo Blue Whale perché adesso non so quanti di voi siano venuti a conoscenza di questo gioco. Per fortuna in Italia c'è stata una diffusione abbastanza limitata rispetto ad altri paesi, tipo la Russia per esempio, ma in questo gioco si arrivava al suicidio e quindi c'era una dipendenza psicologica, si dovevano rispettare degli step che naturalmente non erano così immediati allo scopo finale, no? Nel senso che non è il gioco inizia con guarda, devi buttarti giù dal terzo piano. Si arrivava un po' alla volta a capire se la persona che in quel momento stava giocando poteva essere una persona fragile a cui si poteva arrivare a una forma di dipendenza. Nel momento in cui si individuavano queste persone e il gioco andava avanti, si chiedeva anche una dimostrazione di quello che si voleva. E nel momento in cui c'era questa dimostrazione si capiva ancora di più che oramai la persona era nelle mani del giocatore. E l'epilogo era abbastanza, cioè il più delle volte era appunto legato al dimostrare di suicidarsi. Le emulazioni di situazioni estreme, anche queste sono molto pericolose. Non so se non vi è mai capitato per esempio di vedere su YouTube video dove ci sono le persone che saltano da un palazzo a un altro, saltano da un cornicione a un altro, da una terrazza a un'altra, si mettono nelle condizioni di rischio e ottengono tantissimi like, diventano famosi e quindi le persone hanno l'idea che se replicano le stesse situazioni estreme diventano famose anche loro. Naturalmente alcuni magari sono professionisti che lo fanno, altri non lo sono, e quindi anche qua il rischio poi il rischio di morte è molto evidente. Cambiamo argomento, però rimaniamo sempre nell'ambito del fatto del concetto di essere famosi, del concetto di avere dei like, no? E cosa comporta questo? Questa che state vedendo è uno screenshot che mi è stato dato da un nostro ragazzo di Padova, dove c'è questa conversazione, no? Come stai? Bene, bene, dai, sei davvero un bel ragazzo, sai, grazie, prego, peccato che non possiamo conoscerci perché hai pochi mi piace e non vali molto, quindi. Lui fa una bella risata e dice me ne farò una ragione. Questo mi ha colpito, all'inizio mi sono fatto anch'io una bella risata, ho detto vabbè, guarda che tipa, però mi ha fatto un po' riflettere questa cosa, nel senso che purtroppo è così, se ci pensate bene, nel senso che i social li usiamo per condividere qualsiasi cosa sia legato alla nostra vita, quindi sentimenti, emozioni, cose che facciamo giornalmente, cose che vorremmo fare, quindi rappresenta la nostra vita, no? E molte volte ci si aspetta una sorta di gratificazione da questo, nel senso che ci piacerebbe che le persone ci venissero dietro, che ci mettessero un like, che condividessero qualsiasi aspetto di ciò che noi condividiamo. Ma questo può portare al fatto di pensare che la mia vita è importante solo nel momento in cui ho tante persone che dimostrano che la mia vita è importante.
E quindi molte volte si è portati a fare o a pubblicare delle cose che possano piacere. Allora, se ci pensate bene, e questo adesso riguarda anche forse più l'ambito femminile che non maschile, molte volte il rischio di pubblicare poi foto anche di un certo tipo, perché sono quelle che poi piacciono, diventa facile. Adesso vi faccio una slide dove queste sono foto raccolte da ex compagni di scuola di mia figlia, quindi non sono, sono persone normalissime di un liceo, e io non ho, tra le altre cose, l'amicizia con queste persone, quindi sono anche qua un altro argomento interessante da sviluppare, magari lo vediamo anche dopo se abbiamo tempo, il discorso di ciò che è privato, no? Profili così sono aperti, tutti vedono tutto. Allora, nel momento in cui io pubblico nel mio profilo tutta una serie di foto di questo tipo, sicuramente ottengo molti like, sicuramente ottengo molte persone che mi seguono, sicuramente divento famoso. Però il prezzo da pagare qual è? E questa è una domanda che ci dobbiamo fare. La mia reputazione dov'è? Qual è l'idea che si fanno le persone di me? È stato, vi racconto questo aneddoto, no? Classe terza, quindi i ragazzi che finivano il triennio e devono entrare nel mondo del lavoro, no? E sono state fatte delle simulazioni, di colloqui di lavoro. E quindi c'era l'insegnante, cioè un paio di insegnanti che simulavano appunto essere il titolare dell'azienda e il direttore delle risorse umane, che facevano i colloqui di lavoro a questi ragazzi, no? E l'esperimento che abbiamo fatto è questo, quindi abbiamo chiesto: ma presentati, dimmi un po' chi sei, dimmi quali sono i tuoi interessi, che persona sei, eccetera, eccetera, eccetera. E tantissimi dicevano: io sono una brava persona, mi piace questo, mi piace quell'altro, ho dei sani principi, sono rispettosa nei confronti delle persone, sono rispettosa nei confronti delle persone che considero diverse da me, eccetera, 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 no? Perché magari si simulavano anche ambienti di lavoro dove magari c'erano etnie anche diverse, no? Quindi la domanda era anche riferita a questa. Dopodiché si apriva il profilo social della persona e diceva: ok, tu mi dici che sei così, 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 però se io guardo il tuo profilo vedo che pubblichi certe foto, che ce l'hai con le persone che non sono della tua razza, che spesso e volentieri metti dei commenti che non sono positivi, che sono aggressivi o sono diffamatori. Allora, qual è la persona reale? Sei tu che mi sei davanti e mi stai dicendo queste cose di te, o è il tuo profilo che parla? E si è visto che le ragazze erano abbastanza, no, i ragazzi erano abbastanza sconcertati da questo, come se in quel momento gli si fosse stato messo di fronte al fatto di avere una doppia personalità, no? Quello che io racconto e quello che io invece sono nel profilo. E questo è oggetto di pensiero, di meditazione, cioè bisogna capire perché pubblico, perché scrivo questa cosa perché la penso veramente o perché non mi costa niente fare il cattivo, o perché non penso dall'altra parte quanto una persona ci possa star male. A me ha colpito tantissimo un servizio delle Iene, non so se l'avete visto tempo fa, su Emma Marrone, no? Emma Marrone ha un gruppo nutrito di haters, no? Che ce l'hanno con lei per tantissimi motivi. Alla fine hanno combinato un incontro in un ristorante con Emma Marrone e uno dei suoi haters più accaniti, no? Quando si sono trovati faccia a faccia, lui è rimasto, come dire, no? Senza parole, perché ha cominciato a dire: ah, ma io non penso veramente a quello che ti scrivo, ah, ma io lo faccio perché magari torno a casa dal lavoro frustrato, sono arrabbiato, per cui me la prendo con qualcuno, ah, ma io non pensavo che tu ci rimanessi male, no? Perché Emma Marrone diceva: non ti piace come cantante, vabbè, ascolta qualcun altro, non ti piace come persona, vabbè, non venire nel mio profilo, io non ti ho fatto niente perché tu mi devi attaccare. Ecco, quindi c'è questa
adesso mi sfugge il termine, no? Sdoppiamento della personalità molte volte. Nel mondo reale siamo fatti in un certo modo, nel mondo invece di internet siamo tutt'altro. La web reputation è uno degli argomenti che coinvolge anche, no, aziende, persone, eccetera, eccetera, proprio per questo motivo qui. Adesso la foto è un po' particolare, però mi interessa, cioè, a questa foto vanno associati quali sono i commenti, no? Cioè, tu piaci perché? Per un certo motivo, non certo per altri, ma d'altra parte queste reazioni provengono da che cosa? Da ciò che tu stai mostrando. La cosa cioè, è a senso unico da questo punto di vista. Io sto andando un po' fuori, ma giuro che entro 10 minuti finisco. Altra cosa da tener conto, vedete che siamo partiti dal cyberbullismo, ma ci stiamo tirando dentro un po' tutto, magari ecco, anche queste cose devono essere approfondite, le modalità per approfondirle, se volete, ci saranno. Ripeto, noi adesso apro una parentesi, diciamo, tipo pubblicità progresso, no? Noi come ENAIP siamo disponibili a fare incontri nelle scuole, incontri con i genitori, incontri con persone su questi argomenti, perché riteniamo che sia importante che di queste cose si parli con i ragazzi, si parli con i genitori, è importante creare degli spazi in cui si condividono, ci si possa confrontare su certe cose, ma non solo dal punto di vista, diciamo, tecnico, anche dal punto di vista proprio anche esperienziale, no? Quindi, ripeto, questo webinar di oggi è limitato nei contenuti sicuramente, ma anche nel tempo. Ecco, se avete interesse a approfondire queste cose o avete interesse che nelle scuole si possano fare interventi di questo tipo, eccetera, noi, ripeto, siamo disponibili, perché per noi è una cosa importante. Noi ormai sono 5-6 anni che facciamo questo e ci rendiamo conto che è una missione per noi importante da questo punto di vista. E purtroppo negli ultimi 5 anni ho visto che la fascia di età degli interventi si sta per forza di cose abbassando. Una volta questi tipi di interventi con i ragazzi si facevano al primo, secondo anno delle superiori, adesso bisogna intervenire alle medie. In alcune situazioni, non con ENAIP, ma appunto con l'associazione Soprusi, siamo dovuti andare anche nelle scuole elementari, naturalmente in maniera diversa, con contenuti diversi, però comunque già dalle elementari fenomeni legati al mondo del cyberbullismo, del bullismo, cominciano ad essere presenti. Ai ragazzi ormai si regala il cellulare sempre prima, perché ce l'hanno tutti, perché ci fa comodo, perché almeno ti posso chiamare, almeno posso sapere dove sei. Però va fatto, sapete, poi ci sono anche delle età al di sotto delle quali, per esempio, uno non può creare un profilo, si parla di 14 anni, 16 anni, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi genitori che comunque il cellulare con una SIM, dati, quindi possibilità di accesso ad internet, lo danno a ragazzini di 10-11 anni. E questo è un problema se non c'è un accompagnamento da questo punto di vista. La slide dice malware ed app malevoli, perché anche qua, ma questo vale anche per noi adulti, nei nostri cellulari, così come nei computer, andiamo a installare giochi, utility, eccetera, eccetera, che apparentemente, hanno uno scopo, hanno un senso. In realtà, il più delle volte, soprattutto se non sono certificati da determinati enti, possono nascondere un secondo fine, che è quello di catturare o immagini o dati personali dal telefono e inviarli a dei server che poi o custodiscono determinato materiale per venderlo, sto parlando per esempio foto che possono interessare al mondo della pedopornografia, oppure dati per
aziende che poi possono in qualche modo commercializzare prodotti, avere le mail, il profilo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo per mettervi in guardia su che cosa. Installate pure un'app, verificate sempre che in qualche modo sia stata verificata da qualche ente, ma soprattutto, questa è una raccomandazione che io faccio sempre a tutti, cercate di capire sempre quell'app a che cosa ha accesso e capire se è normale che quell'app abbia accesso a quello. Mi sto riferendo soprattutto a che cosa? Al microfono, alla videocamera, alla rubrica, all'accesso alla posizione. Se io ho un'app di un gioco, mi piace quel gioco, ma vedo che il gioco mi attiva, cioè chiede il consenso alla videocamera, alla rubrica, alla posizione, e queste cose non servono per giocare, disabilito, perché altrimenti il rischio è che abilitandoli possa in qualche modo fornire delle informazioni sulla mia vita personale, il che non va bene. È chiaro che se usate Google Maps e vi chiede l'autorizzazione al microfono perché magari gli dite in che via volete andare o alla posizione, è chiaro che gliela dobbiamo dare perché serve per far funzionare l'app, ma se non serve è disabilito, ok? Quindi se voi andate nel telefono, nelle impostazioni delle applicazioni, vi scegliete l'applicazione, adesso io ho scelto quella dei campeggi, tanto per non andare a scegliere altre cose, e nell'applicazione ci sono sempre, c'è la sezione delle autorizzazioni, e io posso abilitare o disabilitare l'autorizzazione ai dispositivi del mio telefono. Quindi generalmente, ripeto, è la posizione, la memoria, la rubrica, il microfono e la webcam. A cosa dobbiamo stare attenti? Queste sono le cose: la gestione della password, sicuramente, la posizione del PC. Beh, le password sapete che adesso moltissimi siti vi obbligano a usare delle password con un certo livello di sicurezza. Si parla minimo di 8 caratteri con caratteri alfanumerici, quindi lettere, numeri, maiuscole, minuscole, segni di punteggiatura. Queste sono password che sono considerate, diciamo, sicure. Se io scrivo il mio nome, il mio cognome, o il nome di mio marito, la data di nascita o qualsiasi altra cosa, una qualsiasi parola riconducibile per esempio anche al dizionario della lingua italiana, ok? Ci sono dei programmi che per scandagliare le password usano il dizionario, e quindi prima o poi una parola la trovo se è legata al dizionario. Quindi frasi senza senso, combinazioni di lettere e numeri, maiuscole e minuscole con segni di punteggiatura, minimo 8 caratteri, 10 è già una buona cosa. Quindi le password vanno gestite in questo modo, vanno conservate, non vanno divulgate. Io vedo molte volte i ragazzi che no, la mia migliore amica sa la mia password, il mio migliore amico sa la mia password, tanto io mi fido, eccetera. Questa cosa non va bene. Ok, la fiducia è una bella cosa, sicuramente, va insegnata ai ragazzi ad avere fiducia in tutto e per tutto, ma mai quando ruota attorno a dei dati nostri personali. Lì la fiducia si ferma, nel senso che ciò che è mio, ciò che riguarda la mia persona, le mie password, la posizione dove abito, il numero di telefono, vanno dati solo a persone che è giusto che abbiano quel tipo di informazioni. Posizione del PC cosa significa? Significa che nel caso in cui, adesso ripeto, non so chi ho di fronte, ma se avete dei figli minorenni molto piccoli che si stanno approcciando al mondo di internet, eccetera, anche la posizione del PC è importante, nel senso che va messo in una posizione dove i ragazzi si sentano, gli adolescenti, i minorenni si sentano in qualche modo, tra virgolette, controllati, nel senso che passo e vedo quello che stai facendo. Se il computer è in camera, il telefono è in camera e la porta è chiusa, io non so quello che stai facendo. Okay? Regole sull'utilizzo, questo è fondamentale, nel senso che dicevamo prima, internet è sinonimo di libertà, di democrazia, ma non significa assenza di regole. Le regole ci devono essere nei tempi, nelle modalità, negli orari, e questo vale anche per noi adulti, nel senso che tante volte anch'io da mia figlia prendo ogni tanto qualche parola perché mi dice: papà, sei sempre con il telefono. Ma io sto lavorando, sì, però magari a tavola no, magari quando stiamo parlando no, magari quando stiamo facendo qualcosa insieme no.
Purtroppo siamo sempre più legati a questo dispositivo, però anche qua ci dobbiamo dare anche noi delle regole. Affiancamento, accompagnamento, questo soprattutto nel caso di ragazzi minorenni. Tante volte i genitori mi dicono: ma io faccio fatica a non dare a mio figlio un profilo su Instagram perché ce l'hanno tutti i suoi amici, faccio fatica a non metterlo dentro i gruppi di WhatsApp. Sono scelte che vanno fatte a livello di famiglia, ripeto, ognuno poi è responsabile dei propri figli, quindi si fa fatica, al di là poi di quello che dice la legge, dire no, è meglio non farlo o non lo devi fare. In questi casi però vanno affiancati e accompagnati. Io dico sempre ai genitori: vuoi che tuo figlio abbia un profilo? Benissimo, lo fate insieme, decidete insieme quali sono le foto che vanno pubblicate, decidete insieme quali sono i post che vanno scritti, decidete insieme che cosa è bene e che cosa è male. Se non facciamo questo, autorizziamo i nostri figli o i nostri fratelli, sorelle, chi volete, a pensare che comunque tutto si possa fare. Questo non va bene. Questi sono l'OpenDNS, il Parental Control, il controllo delle chat, il controllo contenuti, sono tutti modalità di controllo e quindi esistono tantissimi software che possono fare questo. È una buona strategia il controllo? Ma io sinceramente sono genitore, sono insegnante, eccetera. Per me prevale sempre il dialogo e il confronto, perché nel momento in cui io metto in atto dei controlli con ragazzini o con i miei figli, mi devo aspettare che prima o poi questi controlli riescono a raggirarli. Possono andare da un amico, possono capire come fare a disabilitarli, possono informarsi in internet su come fare per eludere controlli, e ci riescono, perché poi alla fine non c'è niente che funzioni sempre al 100%. Il dialogo invece, il confronto, è una cosa che vince sempre, ok? Molte volte dico sempre, no? Quando si torna a casa dal lavoro, si dice come è andata al lavoro, come è andata a scuola, ti hanno interrogato, cosa hai mangiato, eccetera, ma quindi tutte preoccupazioni nell'ambito del mondo reale, no? Non si chiede mai come sta andando in internet, come sta andando sui social, c'è qualcosa che hai visto che non ti è piaciuto, hai trovato un commento che ti ha fatto del male. Se uno sta male si pensa che magari non stia male per quello che legge in internet, ma per altre situazioni si va a indagare su situazioni nel mondo reale, quando in realtà poi la vita nostra è anche da un'altra parte, è parallela, e quindi il fatto di preoccuparsi anche della sfera che ruota attorno al mondo di internet diventa fondamentale. L'ultimo concetto è il falso anonimato. Anche qua un altro mito da sfatare è che si pensa che in internet si è tutti anonimi, o se sono in un social anonimo nessuno possa sapere chi sono e quindi nessuno può arrivare a me. O per contro ricevo delle minacce, delle offese su dei social anonimi, non riesco a uscirne perché parte della mia vita è lì e non voglio uscirne. Come faccio a sapere? È impossibile? No, perché il meccanismo di internet è molto semplice. Quando voi vi collegate attraverso l'Internet Service Provider, questo vi rilascia un indirizzo che si chiama indirizzo IP, un indirizzo numerico, e in quel momento ce l'avete solo voi in tutto il mondo. E quindi tutto ciò che voi fate viene registrato in dei log, sono dei file di testo di fatto, dove viene riportato qual è la vostra attività in internet, chi è che ce li ha questi log, ce l'ha l'Internet Service Provider, quindi Telecom piuttosto che Wind, piuttosto che Fastweb, eccetera, e sono a disposizione delle forze dell'ordine. Quindi se io sono vittima di bullismo, di cyberbullismo, sono vittima di minacce, eccetera, 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 posso fare denuncia? Sì. Che denuncia faccio? Porto alle forze dell'ordine, quindi in questura o dai carabinieri, gli screenshot di di quali sono le offese che mi sono state fatte, la data, il giorno, l'ora, eccetera, 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 e da lì possono partire, nel caso in cui le forze dell'ordine ravvisino
dei comportamenti che vanno contro il codice civile o il codice penale, che sono previsti dal codice civile e il codice penale, possono attivarsi al fine di trovare le persone che in quel momento stanno avendo questo tipo di comportamento. Questi sono consigli per i genitori, sono le ultime 2 slide. Conoscere il territorio, cosa significa? È importante che un genitore sappia come funziona e cosa serve un social. È importante capire le differenze tra i social. Dicevo prima, Facebook, Instagram sono una cosa, Snapchat, Ask, Viscrash sono un'altra. Consiglio numero 2, c'è un'età per tutto. Quindi bisogna anche saper dire di no in alcune situazioni. Se non si riesce a dire di no, piuttosto di fare in modo che magari qualcuno si faccia un profilo per conto suo, un fake di nascosto, eccetera, eccetera, per cui ne perdiamo il controllo, meglio dire ok, lo facciamo, però, come ho detto prima, lo facciamo insieme e lo accompagniamo nella scelta dei contenuti e nella scelta delle condivisioni. Parlate con i vostri figli, parlate con i vostri amici, parlate con i vostri fratelli, sorelle di questo, perché non c'è nulla di più importante che parlare apertamente delle cose, sentirsi liberi di parlare, altrimenti, come abbiamo visto prima, la rete risponde a delle mie esigenze che non sono stato in grado per 1000 motivi di far vedere a persone fisiche, no? Ho paura di fare questa domanda, ho paura di dire che sono in questa situazione, ho paura di dire che sono troppo grassa o troppo grasso, ho paura di dire che sto male, ho paura di... ho fatto una cavolata perché ho mandato una foto che non dovevo, e se non c'è qualcuno disposto ad ascoltarmi, io le risposte le vado a cercare da un'altra parte, e questo può essere pericoloso. PC in zona comune, l'abbiamo visto prima, e questa è doppia, ok, ho sbagliato. Ci sono delle regole e verificare il livello di privacy. E non ultimo, essere di esempio, perché tante volte noi adulti non lo siamo. Io tendo sempre a fare esempi su profili di adolescenti, dove troviamo foto, commenti, eccetera, 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 ma se vado a vedere quello degli adulti, molte volte è peggio. E quindi non siamo di esempio e dobbiamo iniziare a essere di esempio. Dobbiamo pensare che comunque anche in questo ambito non possiamo allontanarsi dall'idea di essere esempi. Per chi è con noi, per i nostri figli, per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per i nostri colleghi. Ok? Basta. Ok, questo è per concludere: dialogo, ascolto, fiducia, competenza, regole e educazione al rispetto, educazione alla legalità, gestione delle emozioni e consapevolezza. Ci sono 2 siti che vi consiglio di vedere. Una è generazioniconnesse.it, dove qui trovate tutte le cose che abbiamo visto oggi. È un sito fatto molto bene, perché è diviso anche per tipologie di figure, quindi l'insegnante piuttosto che l'educatore, piuttosto che l'adolescente, piuttosto che il genitore. Ci sono molte idee, e quindi è sicuramente un sito da consultare per approfondire tutte le cose che abbiamo visto oggi, perché vanno approfondite le cose che abbiamo visto oggi. L'altro sito che vi consiglio, ma ce ne sono tantissimi altri, però questi sono forse i 2 quelli che io ritengo più importanti, quello e l'altro invece è quello della Polizia di Stato, dove nella sezione approfondimenti trovate suggerimenti, trovate i riferimenti dal punto di vista penale, trovate delle indicazioni su che cosa fare nel momento in cui siete vittima di. Io avrei finito, vi ringrazio dell'attenzione, spero che questo incontro lo abbiate ritenuto positivo. Mi piacerebbe che ci fosse anche un confronto, anche un domani, su queste tematiche in altri ambiti. Vi auguro una buona serata.